Alle mie spalle vedete, mi trovo nella zona della Sassella, in Valtellina. Dietro le mie spalle vedete appunto delle culture abbastanza sofferenti. Sofferenti per cosa? Sofferenti per lo stress idrico. Stress idrico diffuso in tutti gli areali lombardi, già diciamo a partire da metà di maggio, quando è stato anche accompagnato da stress termici. In realtà lo stress idrico ha una storia più lunga quest'anno, nel senso che già a dicembre sostanzialmente e a gennaio, con la mancanza di precipitazioni nevose e di precipitazioni sulla pianura, si mettevano ai noi le basi per quest'annata. Quindi le produzioni non possono, le rese non possono che averne pesantemente risentito, per cui sicuramente in tutta la Lombardia avremo delle perdite che potrebbero andare attorno al 10-15% qui in Valtellina e toccare punte del 30-35% invece su gran parte della Bresciana, su gran parte dell'Oltrepo, che è stato anche interessato da 4 importanti grandinate già a partire dalla fine di aprile, e quindi per così dire sicuramente il quadro non è certo esaltante, ma è sicuramente un quadro preoccupante. L'unico elemento, per così dire, positivo è stato la facilità di controllare le malattie fungine che di fatto non si sono presentate se non in maniera estremamente sporadica e soprattutto oidio rispetto a Peronospora. Qualcuno mi segnala una recrudescenza invece della flavescenza dorata, che quest'anno è stata particolarmente visibile, per cui questa cosa andrà sicuramente considerata in futuro. E gli unici che hanno potuto mantenere delle produzioni buone sono alcuni produttori, ad esempio dei colli morenici o in alcune zone della Lugana, colli morenici mantovani o della zona della Lugana, quindi sempre tra il Garda e Eliseo, che hanno in realtà potuto irrigare. Quindi ove si è potuto irrigare evidentemente le produzioni si sono mantenute, ma è evidentemente una rarità per questo genere di coltivazione. Quindi diciamo che il 2022 segna in qualche modo un punto di svolta. Bisognerà d'ora in poi considerare insomma, le difficoltà che il cambiamento climatico potrebbe proporre nei prossimi anni alle coltivazioni e in particolare al vigneto lombardo.